Allora, signori, vedo che siamo in buon numero e si può iniziare questa presentazione. Allora, per chi non mi conosce, io sono Riccardo Pasqualin e sono l'autore del testo di cui parliamo oggi, dedicato alla fanzine Fireball, una vera e propria rivista autoprodotta dedicata all'heavy metal che è stata stampata a Padova e ha circolato dal 1983 fino al 1985. Collateralmente a Fireball però c'erano anche altre attività, organizzazione di concerti, management di gruppi, studiare questo microcosmo che però in realtà era anche inquadrato in un orizzonte più ampio è stato molto molto interessante per me. Io solitamente mi occupo di storia locale, mi occupo di storia di Padova, di storia veneta. Ecco, io utilizzo il termine storia locale tanto per capirsi velocemente, però in realtà storia locale, storia generale è tutt'uno. Quello che noi magari definiamo per rapidità storia locale è un approfondimento su un argomento specifico che necessariamente non deve mai essere disgiunto da appunto un contesto più ampio. Chi si dedica allo studio di un ambiente, di un argomento apparentemente circoscritto, ma lo slega da tutto quello che c'è attorno, da tutto quello che è un contesto con cui necessariamente deve essere interconnesso, perché un evento, un personaggio, un movimento non possono essersi sviluppati evidentemente su un altro pianeta, sono inseriti in una realtà più ampia. Ecco, chi perde di vista questo orizzonte rischia di non comprendere quando magari un fenomeno è simile a ciò che è successo in un determinato periodo o quando ha delle eccezionalità c'è il rischio di non rendersene conto, se si evita il confronto non lo si capisce. Ecco, io quando ho iniziato a lavorare su questo testo, durante le fasi più dure in realtà dell'epidemia di Covid, è un testo intervista, io mi sono relazionato con le due persone che hanno dato vita a Fireball, i fratelli Ferro, Antonio, più grande, Renato, il più giovane, e poi avevano una loro redazione di autori che lavoravano ai loro articoli, alle loro recensioni. Ecco, io non mi aspettavo un risultato così interessante, io non sapevo che Fireball avesse una storia, avesse una ragnatela di attività così vaste. Ecco, io sono rimasto veramente stupito, pensavo di scrivere un libro sulla storia di Padova, su un aspetto della storia di Padova, ma sono venuti fuori aspetti della storia della musica heavy metal in Italia, collegamenti con altre zone del mondo. Qualche mese fa stavo riguardando Big Lebowski con la mia ragazza e c'è una scena in cui Lebowski dice: sono stato roadie per i Metallica, sono stato in tour con i Metallica e sono delle cattive persone. Lui dice un'altra cosa, ma magari Metallica dopo mi denunciano, non lo so. E io ho detto, caspita, ma io conosco delle persone che possono testimoniare che questo è vero, perché Antonio ha organizzato i Metallica a Padova, ma per di più li ha conosciuti in due fasi diverse della loro carriera. Li ha conosciuti quando sono venuti in Italia per la prima volta, che erano dei ragazzini sostanzialmente che aprivano per i Venom, ed erano informali, tranquilli, gentili, simpatici, e poi li ha conosciuti quando sono diventati delle rockstar. E mi ha fatto molto pensare anche il fatto che recentemente Easy Wilde, il cantante di Bulldozer, qualche anno fa, quando ha fatto uscire la sua autobiografia, ha dichiarato che uno dei pezzi della sua band intitolato Minkions, che parla di una band di rockstar sostanzialmente scollegata dalla realtà, parla proprio dei Bulldozer, parla proprio, scusatemi, dei Metallica, di come lui li ha visti cambiare da un momento all'altro. E per me è stato molto interessante scoprire, per esempio, che Fireball è citata nei ringraziamenti di dischi che hanno fatto la storia del metal, Pleasure to Kill dei Creator, sono stati citati nei ringraziamenti degli Artillery. È veramente stato un percorso incredibile per me, che mi ha dato tantissimo. Però voglio lasciare la parola ai due veri protagonisti, alle persone che ho intervistato per scrivere appunto questo libro intervista. I fratelli Ferro. Lascio la parola a Antonio e grazie a tutti per essere qui. Beh, allora grazie anche da parte mia per essere qui questa sera e volevo ringraziare il Libraccio che per la sua disponibilità a concedere lo spazio, che non era una cosa assodata, nel senso che non è specializzato per questo tipo di argomento,
mi sarei aspettato magari una maggiore collaborazione da parte di negozi più attigui a questo genere, i quali non è che abbiano rifiutato, ma hanno pontificato dall'alto di un loro, praticamente di una loro cultura superiore, che l'heavy metal non è che sia qualcosa di rozzo, qualcosa da cui dissociarsi, eccetera, per cui hanno trovato le scuse un po' più varie. Parlo naturalmente della città di Padova. E qui mi collego al discorso importante. Io ero rimasto d'accordo con Riccardo dall'inizio che avrei parlato della mia esperienza con Fireball solamente se si fosse partiti da un discorso generazionale, un discorso sociale, politico di quegli anni. Politico, non partitico, che è una cosa diversa. Perché l'heavy metal nasce dall'hard rock, l'hard rock nasce dal blues e quindi nasce da metà degli anni 60, quindi gruppi come Yardbirds, gruppi come Kinks, gruppi come i Vanilla Fudge, che poi si sono tramutati in qualcosa che poi sono gli Yardbirds, che sono diventati Led Zeppelin, poi hanno seguito un po' lo stile di Vanilla Fudge, un po' sul prog inizialmente, poi sull'hard rock di Purple, Led Zeppelin naturalmente, e poi successivamente Black Sabbath, eccetera. Perché dicevo questi soloni che ancora adesso, sono anche più vecchi di me, che è tutto un dire, che già a quei tempi dicevano no, l'heavy metal no, perché è un genere rozzo, un genere che ha 2 o 3 battute, un genere che non dice niente, non fa quelle ricerche particolari, quegli intrecci musicali che fanno i gruppi prog. Per carità, a me piacciono moltissimo, tipo Genesis, Yes, King Crimson, eccetera, però delle cose particolari, tipo chi è più vecchio, la Mahavishnu Orchestra, delle robe un po' così circoscritte, che è una cosa, hai capito, che più che non si capisce un cazzo, più è bella, hai capito, più è particolare da parte di certa gente. In realtà poi il pubblico, nonostante questo, la stampa italiana e anche straniera denigrasse questo genere, il pubblico invece l'ha aiutato a esplodere, perché poi i gruppi che, oltre ai naturalmente ai Pink Floyd, famosissimi, eccetera, però i gruppi che facevano più pubblico e che vendevano più dischi erano proprio i gruppi hard rock, heavy metal, cioè di Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, erano quelli, e che avevano più pubblico ai concerti. Allora, il morale di questa favola è che l'hard rock è sempre stato visto, e successivamente l'heavy metal, che è una conseguenza, una velocizzazione dei ritmi, è una forma da parte di chi lo ha seguito come movimento culturale, una forma di ribellione, questa è la realtà, una forma di ribellione fuoriuscita dagli schemi, una forma di fuoriuscita dalla demonizzazione che dava la società, nel quale quando vedeva questo tipo con i capelli lunghi, questo tipo con i jeans stretti, con questi giubbotti, subito sporco, cattivo, satanista, eccetera, capito? Questo. In realtà poi, a parte pochissimi casi, i concerti hard rock e heavy metal non è mai successo niente. È successo di più, è scritto anche sul libro, è successo di più in altri concerti di pop normale che ci fossero degli incidenti, capito? O delle cose molto strane che sono successe. Ai concerti heavy metal no, c'era una specie di unità di intenti, hai capito? Cioè i ragazzi si trovavano, era una forma di sfogo, una forma di sfogo che non era violenza, una forma di sfogo che aveva proprio un carattere ribelle, un carattere che non accettava certe imposizioni, capito? Se per esempio un anziano, un vecchio, hai capito, ti diceva ma tagliati quei capelli, ma eccetera, uno era contento, hai capito, perché si ribellava, hai capito, a quello che erano le imposizioni, capito? Quindi era una forma di ribellione che poi successivamente col tempo purtroppo è diventata una moda, e adesso vediamo che vengono considerati gruppi heavy rock anche i Maneskin, che evidentemente non sono un gruppo heavy rock, capito?
c'era più anche unità di intenti anche fra i vari gruppi, c'era più collaborazione, non era ancora tutto sfruttato dai vari management, dal mercato, dall'imposizione, non c'era internet, quindi tutto ciò che esisteva te lo passavi attraverso degli scambi di cassette, la gioia di andare a trovare il disco magari a Milano, farselo mandare dall'Inghilterra, il fatto di poter aprire il vinile, il fatto di poter, io l'ho trovato, tu no, era come una guerra, hai capito? Era bello, era soddisfacente organizzare i concerti, andare a vedere i concerti, che ce n'erano pochi, adesso a Milano ci sono 4 concerti a sera, hai capito? E quindi era bello da quel punto di vista là. Fireball cos'è nato? Io, essendo il più vecchio di tutta quella generazione, io quando ho cominciato a pensare dell'idea di Fireball avevo già 27 anni, quindi nella media ero già abbastanza vecchio. Cos'è che volevo fare? Volevo riuscire a fare, ero già stato in Inghilterra un paio di volte, quindi avevo visto un po' come organizzava lì, c'erano i giornali che erano già fuori, Kerrang, New Musical Express, Metal Forces, erano già fuori da 7-8 anni, quindi erano già fuori, stampati regolarmente distribuiti. Volevo riuscire a fare qualcosa di simile, cercando di parlare di un genere di cui in Italia non parlava nessuno. Le uniche pagine erano quelle 4-5 pagine di cui parlava Rockerilla con Beppe Riva, però fino all'87 in cui è uscito HM e poi successivamente Metal Shock nessuno parlava. C'erano le fanzine, la nostra non è stata la prima, era una delle prime fanzine che parlava di questi gruppi, di queste uscite, di questi dischi che si trovavano solo nei negozi specializzati o di importazione attraverso la spedizione dall'estero. E poi successivamente a questo ho avuto la fortuna, in alcuni casi la sfortuna, di trovare anche dei gruppi importanti. Lui diceva di Metallica, che è stato bellissimo la prima volta, molto deludente la seconda volta, però ho avuto la fortuna di poter fare interviste con i Venom, con i Metallica, con gli Scorpions, con Ronnie James Dio, con i Warlock, e quindi parlare con Ronnie James Dio non è tanto da poco, insomma, cioè, più che altro merito di un giornalista del mattino, che adesso non c'è più purtroppo, che è riuscito a intrufolarsi, però riuscire a vedere come si organizza un concerto professionale, riuscire a vedere come si montano gli strumenti, come agiscono i tecnici, come si fa il merchandising, come si fa la pubblicità. Questo mi è servito un attimo di esperienza in organizzare nel mio piccolo, primo perché non avevo le possibilità economiche di affrontare delle spese per chiamare dei gruppi grossi, ma anche perché non c'erano gli spazi, capito? Cioè, o affittavi il palasport o andavi nei cinema teatrali di patronato, c'era il Pio X, c'era il Teatro Arcella, dove abbiamo fatto quasi tutti i concerti lì, e lì dovevi stare un po' attento come ti muovevi, perché naturalmente essendo patronati, essendo l'heavy metal una musica un po' dissacratrice, non potevi muoverti liberamente, quindi c'era una specie forma, non dico di ricatto, ma dovevi muoverti dentro certi ambiti, quindi mantenere una certa rigorosità morale, stare lì attento per i musicisti che sappiamo che non erano proprio col linguaggio proprio forbito. E quindi sono riuscito a organizzare questi concerti, è stato molto interessante, che mi ha aiutato anche a entrare, avere un attimo di esperienza degli studi di registrazione, perché vedere, io sono stato diverse volte in studi di registrazione anche grossi, a 24-36 piste, che a quel tempo erano grossi, per vedere come si mixava, come si trovava il suono della batteria, come si trovava il suono della chitarra, le voci, per fare un pezzo. Cioè a quel tempo costava 800.000 lire al giorno uno studio di registrazione a 24 piste. Ci volevano 2-3 giorni solo per fare la batteria, pensate un po' cosa ci voleva. E vedere anche come montavano gli strumenti, vedere quanto facevano il sound check. È molto interessante, molto importante, e poter avere anche un'esperienza che mi aiutava anche a consigliare i gruppi in sala di registrazione. No, questo suono di rullante non va bene, questo suono qua secondo me non va bene, anche studio di registrazione. Piccolo dopo aneddoto, magari dopo ne faccio uno, ci sarebbe da parlare per ore, però piccolo aneddoto, quando abbiamo inciso il primo demo, era il secondo, ma il primo professionale era il demo dei Fly Charm, che era un gruppo di Venezia, siamo andati nello studio di Spinea di
di Tagliapietra, Aldo Tagliapietra. Tagliapietra delle Orme, quindi famosissimo, il capitolo Orme che avevano suonato in tutta Europa, in Inghilterra, eccetera. Naturalmente però Tagliapietra era con la mentalità del prog, con la mentalità del pop, non poteva avere. Allora quando io mi sono permesso di dire no, guarda, questo suono di batteria qua non va bene, la chitarra secondo me non va bene, ha sollevato il tavolo così. Ma tu chi cazzo sei? Io ho girato mezza Europa, io sono Aldo Tagliapietra. Per dire, ci sono piccole cose. Dal suo punto di vista poteva avere ragione, lui dice chi sei tu? Non ti conosco, io sono una persona, uno studio a 8 piste, a quei tempi erano il minimo per fare un demo decente. Però ci sono tanti aneddoti di roba, per esempio gli Scorpions a Milano che abbiamo intervistato, e ci sono anche le fotografie qua, che avevano in mano anche la fanzine, per esempio Klaus Mein era simpaticissimo, molto alla mano, come lo stesso Mattias Jabs, il chitarrista, poi coi Venom, non ti dico, insomma, robe da veramente cosa. E anche con i Merciful Fate, tanto per esempio, Merciful Fate è stata una cosa un po' particolare perché era l'unico concerto che facevano in Italia, a Firenze, Campo di Bisenzio, nell'84. E siamo l'unica fanzina che è riuscita a intervistarli e ci ha parlato quasi un'ora delle sue idee, di come concepiva lui certe forme di esoterismo, capito? Ma in maniera seria, perché lui ci crede fermamente. Non è che come i Venom che dicevano che lo facevano solo per uno che vede la copertina di Welcome to Hell, dice Madonna, questi, in realtà non è che ci credevano molto, lo facevano per avere un riscontro con il pubblico. Invece i Merciful Fate ci credevano veramente. Adesso per esempio, se avete presente i gruppi, i Ghost per esempio, che ricalcano come iconografia un attimo i Merciful Fate, una cosa, avete visto, i Ghost all'inizio erano molto buoni, capito? Adesso improvvisamente è diventato un gruppo AOR, un gruppo non più metal, si traveste un attimo perché il commercio, come per i Maneskin per esempio, anche se volessero fare diversamente, se vogliono raggiungere una certa quota di popolarità, per esempio normalmente se non facessero un certo tipo di musica, se non avessero un certo atteggiamento di look, eccetera, non avrebbero fatto alla Q2 Arena di Londra 20.000 paganti, quindi insomma 3 anni fa non erano nessuno, non li conosceva nessuno, quindi là grosso management, grosse pubblicità, grossi investimenti che 40 anni fa non c'erano naturalmente. La fanzine e poi successivamente la fanzine per vari motivi è durata 2 anni qualcosa, dopodiché eravamo in pochi, non ce la facevo più perché dovevo lavorare, famiglie, eccetera. Allora mi sono diretto a fare un po' l'organizzazione di concerti e a fare anche un discorso di collegamento con le case discografiche. Siamo riusciti a produrre, a parte fare i concerti, abbiamo fatto suonare gruppi interi. L'unico che mi rammarico non essere riuscito a far suonare sono i Death SS. Ma quello era impossibile qua a Padova perché i luoghi, ho detto prima, Teatro Pio X, questo, a far suonare i Death SS era, vuol dire, un suicidio puro, capito? Però, per esempio, ho suonato i Vanadium, ho suonato i Crane Steel, tutti i gruppi storici. E quindi ho suonato i Davis Close, ho suonato gli Occulta, i Revenge, gli Yellow, ho suonato tutti i gruppi che andavano per la maggiore, e soprattutto il grosso riscontro del pubblico. Perché il primo concerto che abbiamo fatto con gli Yellow, quindi un lunedì sera c'erano 300 paganti, che non li facevano neanche a Milano, hai capito? Perché? Perché e questo è l'importante che voglio dire, si era creato un giro in cui attraverso la televisione, peccato che qua non c'era un aereo, perché attraverso le radio, attraverso anche lui, la radio, lui di Stefano Splendore, faceva una pubblicità in cui, hai capito, c'era come se fosse un movimento, era un movimento, in cui si trovava per strada, davanti ai negozi di dischi si trovava in 50, 60. Quando arrivavano i Vanadium una settimana prima per promuovere il concerto, c'erano davanti a Discolandia, c'erano 150 persone, cioè bloccato il traffico quando era vicino alla questura. Una roba immensa, chi c'era si ricorderà cosa era, insomma. A un certo punto mi hanno detto non portarli più perché qua si blocca tutto. E si era creato un movimento e dava soddisfazione vedere tanta gente ai concerti, vedere che i dischi andavano via bene, vendevano, 3-4 abbiamo prodotto noi, poi successivamente naturalmente nell'87 è nato HM
poi è nato Metashock e quindi poi, e soprattutto come parlava anche lui nell'intervista, poi dirà, il meta in quel momento tutto unito, c'era l'heavy metal e basta, si è suddiviso in branche. Allora lo speed, l'AOR, il class metal e dopo il death metal, il grind metal, il metalcore, eccetera. Tutto è una divisione in 1000 rivoli che ha diviso il movimento, mentre quando era tutto unito non c'era difficoltà, si andava a braccetto a vedere i concerti, sia chi piaceva il trash alla Exodus e chi andava a vedere, non so, Neil Sean e compagnia, gli Europe, eccetera. Quindi io concludo con questo, voglio dire, è stata un'esperienza molto bella, un'esperienza che mi ha consentito anche di fare esperienze in certi ambiti. L'unica cosa, come ho detto anche in altre precedenti interviste, è stata un'esperienza molto dura, molto faticosa da un punto di vista fisico e mentale, perché chiaramente non ero a tempo pieno. Chiaramente sapete che cosa vuol dire. Io facevo anche le turnazioni, andare a attaccare manifesti, capito, durante la notte, poi non avere il tempo di farsi una doccia, andare a lavorare, e il giorno dopo andare a lavorare fino a 2 pomeriggio, poi andare a un'intervista o scrivere per il giornale, che a quel tempo si faceva tutto con la Olivetti, hai capito, e fare le fotocopie e portare le riviste a Firenze, a Milano, eccetera, col treno, mica li mandavi adesso le mail, eccetera. Si fa tutto a mano, è stato molto faticoso, però insomma è stata un'esperienza soddisfacente e molto valida per me, che mi ha aiutato anche a maturare su certi aspetti e di cui non mi pento assolutamente. Comunque prima citavi Nerio. Nerio che credevo che fosse qui, ma non c'è, e Nerio e Stefano, lui era DJ anche lui, e Stefano Splendore che è qui, che erano delle 2 radio, Sì. Una radio a Testina e l'altra radio R3, che tra l'altro radio a Testina, pur essendo, prima era a Lozzo a Testina e dopo a Este, pur essendo diciamo confinata, prima Lozzo a Testina era un buco proprio, dopo a Este era più grande, pur pensando di essere nella bassa padovana, anzi forse meglio perché era nella bassa padovana, aveva un'estensione che arrivava fino a Verona e fino a Ferrara, quindi prendeva c'era gente che telefonava, che veniva a vedere i concerti parte da Verona, da Vicenza, ma da Bologna, da Ferrara, da Roma poi da Firenze, perché dopo da Firenze andavano a prendere la fanzina al Contempo Records, che era negozio, e lì c'erano i romani. Poi avevo 2 gruppi che c'erano, che avevo a Roma, i Wild D, e un altro gruppo che passavano la parola. Tra l'altro il batterista dei Wild D, Alex Infascelli, adesso è un famoso regista. Quindi me lo ricordo proprio ragazzino, 20 anni, molto carino, molto appetito dalle donne perché aveva 4-5 ragazzi intorno. Adesso è completamente diverso, era biondo, adesso è moro, con i capelli corti, però era già bravo come batterista prima, adesso è diventato un regista. Quindi alcuni hanno avuto anche la possibilità nel business, naturalmente se vivi a Roma, a Milano hai più possibilità di avere anche altri riscontri. Comunque mi dispiace appunto Nerio, ma Nerio e anche Stefano hanno avuto un grosso merito, perché la pubblicità a quel tempo non era internet, o passaparola, oppure anche i giornalisti, che adesso qua non ci sono, naturalmente non sono meno alcuni se sono ancora vivi. Mi ricordo, se qualcuno che lo conosce, anche ringraziare, se c'è ancora Fabrizio Zuppo, per esempio, del Mattino, che ci ha dato la mano con gli articoli sul Mattino, però era tutto un passaparola, e le radio. Le radio, passiamo la parola a Renato. Allora, io del duo, diciamo, sono il fratello più giovane o quello meno attempato, diciamo questo termine, visto che insomma, ormai l'anagrafe sta andando avanti per tutti. Insomma. Ecco, prima di tutto voglio ringraziare Riccardo per l'opportunità che ci ha dato praticamente di poter rivivere l'esperienza che abbiamo avuto quasi 35 anni fa e poter far conoscere in maniera un pochino più sostanziale la passione che avevamo provato in quei tempi per la musica. Anche 40 anni fa. Anche 40. 83. Riccardo ovviamente è giovane, non è come noi, ha una trentina d'anni, però quello che mi stupiva veramente, quello che sono stato veramente molto favorevolmente impressionato, che un ragazzo di 30 anni possa avere la passione, perlomeno lo stesso tipo di interesse e di passione come ce l'avevamo noi ai nostri tempi. Devo dire che
senza nulla togliere alle generazioni di adesso, non voglio fare i soliti discorsi che noi adesso siamo, quelli di adesso eravamo meglio noi, anziché, perché io sono convinto sostenitore che ogni momento praticamente della propria esistenza, ogni momento storico ha i suoi highlight e i suoi praticamente buchi neri. Perciò non sono assolutamente un retrogrado, uno che pensa solamente al vintage, però devo dire che sono stato molto contento che Riccardo, un ragazzo di 30 anni che incarna in maniera precisa praticamente anche la capacità, la struttura diciamo anche dei giovani d'oggi molto, molto, molto digitali, molto mondiali, si è appassionato a quello che era una cultura musicale che adesso non esiste più. Mi spiego. La cultura musicale a cui ci riferivamo noi era una cultura che si basava sull'ascolto dei dischi, delle cassette. Adesso, come molti di voi sicuramente sapete, bastano un paio di click praticamente su YouTube, sul computer, MP3, Spotify, per ascoltare qualsiasi cosa si voglia. La passione che c'era a quel tempo, la ricerca spasmodica di un album, la difficoltà a trovarli, non c'erano i negozi, ordinarlo per posta, la fatica di andare in altre città per trovarlo, come detto qui, le baruffe a volte praticamente con un gruppetto, le lotte per trovare, io sono stato testimone di situazioni che c'erano in teatrino, si correvano nei negozi per poterlo fregare all'amico che arrivava un'ora dopo. Ho visto anche questo, addirittura cose ancora più assurde, c'erano due copie di un disco, una la compravo, l'altra la rovinavo leggermente perché l'altro ce l'avesse meno bella del mio. Ho visto anche questo, veramente siamo a livelli patologici, però diciamo questo faceva parte della passione e del collezionismo praticamente, perciò era veramente qualcosa che è difficile spiegarlo adesso, perché ovviamente adesso la musica si ascolta come passatempo, si ascolta facendo altre cose, si ascolta praticamente andando in macchina, si ascolta con le cuffiette andando in bicicletta, andando in motorino. Ai nostri tempi si ascoltava la musica, si metteva, si dedicava un paio di ore, si metteva davanti allo stereo o con le cuffie o in un'altra maniera, e quell'ora praticamente era tutta dedicata alla musica. Era dedicata alla musica, si ascoltavano i testi, si leggevano i testi, si guardavano le copertine ed era praticamente un immergersi praticamente in questa situazione, in questo senso praticamente di appagamento. Cose che adesso non ci sono più. Io di questo sento molto la mancanza. Io adesso per esempio certe volte potrei ascoltare un disco con un paio di click, no, voglio andare per forza a cercarmelo il disco, chissà dove l'ho messo, perché ascoltarlo mi fa tornare in mente quel momento in cui sentivo il gusto, mi ricordo dove l'ho comprato, quanti soldi l'ho comprato, quanti l'ho speso, ed è un senso veramente completo di appagamento. Il lavoro che ha fatto Riccardo, rievocando Bible, io lo definisco un vero e proprio lavoro di preservazione culturale. Preservazione culturale di un momento storico della nostra città, di un momento storico, di un momento particolare di passione musicale, di interesse particolare, che ha avuto anche molti di voi qui, praticamente ci sono dei personaggi di cui parlavo prima, dei colleghi, degli amici, che ci si trova alle fiere del disco, ci si trova nei negozi di dischi, ci si ricorda le trasmissioni radio di cui sono stato protagonista insieme a Stefano che qui ci sta guardando, dal 1985 io fino al 2016 ho in parte con Stefano, in parte da solo, ho fatto una trasmissione radio. E quindi praticamente è veramente qualcosa di particolare poter pensare che ci sia qualcuno che è interessato a ricordare quello che facevamo noi, come vivevamo noi la nostra musica, il nostro interesse, la nostra partecipazione sicuramente, e penso, credo che nel libro intervista questo venga fuori praticamente le difficoltà. Citavamo come fare la fanzina, adesso con i programmi di computer, con i programmi di grafica si fa tutto. A quel tempo veramente era difficile, i testi, gli articoli venivano scritti prima a mano, su un pezzo di carta, su un foglio. Dopo corretti, dopo venivano ristampati, venivano copiati, battuti a macchina su una macchina da scrivere, quelli lì, Olivetti, cioè che ogni errore doveva andare con la scolorina, con il bianchetto, cancellarlo. Dopo andavano portati su un foglio bianco, praticamente la grafica era fatta a mano con le decalcomanie. Quanti di voi sanno cosa sono le decalcomanie? Trasferibili. Sono trasferibili, che adesso non esistono nemmeno più,
alcuni disegni addirittura della fanzine li ho fatti io personalmente, perché grazie a Dio mi piaceva disegnare, e quindi pensate la passione, il tempo, la fatica, l'impegno che ci voleva per fare questo prodotto. E penso comunque che dopo il risultato si vede, è stato apprezzato in tutta Italia, ha ricevuto consensi praticamente da tutti, sicuramente. Non posso dire che sia stata la migliore fanzine italiana, ma sicuramente una delle migliori, è stato riconosciuto sia come qualità degli articoli, sia come composizione grafica. E il fatto che anche il libro, diciamo, i primi responsi del libro sono incoraggianti, anche come vendite, anche come recensioni, ci fa pensare che alla fine abbiamo fatto qualcosa di buono. Non ci ricordavamo nemmeno più, è stato grazie a Riccardo che abbiamo ripreso in mano questa parte della nostra vita, e devo dire che è stata una grande soddisfazione che spero che leggendo il libro praticamente siamo riusciti a trasferire a voi una piccola parte di storia, una piccola parte di modo di vedere la musica, una piccola parte di modo di concepire le emozioni, e praticamente non dico che lo auspico, ma spero che insomma il libro aiuti praticamente anche alle nuove generazioni a capire cosa può fare una vera passione, in che maniera può portare avanti, in che maniera può riempire la vita con una passione. E spero che comunque questo libro, senza essere troppo retorico, possa diventare addirittura nella nostra città un pezzo di storia. Grazie. Grazie a tutti per essere qui, io ringrazio il Libraccio. Come siamo messi con i tempi? Abbiamo sforato alla grande, direzione, abbiamo sforato quei tempi alla grande. Avete ancora 10 minuti, poi e allora io direi che si possono lasciare le domande al pubblico. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche curiosità. Due pezzi di storia del metal in Veneto, per cui prego, sbizzarritevi se avete delle curiosità. Qualche conto Qualche aneddoto. Antonio, anche il rammarico che avete avuto per un gruppo che non siete riusciti mai a vedere realizzato fino alla fine. Parli realizzato come concerto? Realizzato anche, diciamo, come continuità, ma anche come successo di vendite. Un gruppo sul quale avresti puntato, anche Renato, sul quale avresti puntato particolarmente. Ho puntato soprattutto, a essere sincero, sì. Abbiamo fatto la compilation, quella Surgery of Power, nell'89, e c'erano 9 gruppi. 2 gruppi erano quelli su quali avevo puntato, che erano gli H Crystal e Wizard. 2 generi completamente diversi. E gli H Crystal, non soltanto perché erano qua vicini, ancora adesso con il batterista ci vediamo spesso, siamo amici, ma perché era della buona musica, avevano le idee chiare, erano amici tra di loro. Poi successivamente, quando abbiamo registrato quel mini LP di 5 pezzi, si chiama 1981, poi c'era un cantante che era molto bravo, però poca sostanza dal punto di vista di voler andare avanti, e lì si è un po' incrinato il gruppo e si è fermato un attimo, però non si è sciolto. Poi io non ho più curato il management dei gruppi del 92 in poi, siamo rimasti amici. Poi loro nel 97 hanno fatto un grande album che un altro cantante molto bravo, e quei cantanti più bravi, che ce ne sono di cantanti bravissimi, perché il problema più grosso in Italia è il cantante, perché strumentisti bravi ce ne sono, cantanti bravi non ce ne sono. Primo perché non sanno la lingua inglese bene, e poi perché non sanno la melodia bene. Perché adesso parliamo di gruppi inglesi, ma vuoi fare il confronto tra prendi 10 gruppi americani, 10 gruppi inglesi, a parte la pronuncia, e 10 gruppi italiani. La melodia, il modo di studiare gli arrangiamenti, capite? Anche i gruppi italiani che fanno AOR, capite? Che copiano, capite, che fanno AOR. Non c'è niente da fare, non c'è confronto con i gruppi americani, a parte la presenza di mezzi, a parte adesso fai tutto col computer, non c'è proprio quella intelligenza di usare le melodie, di usare le tastiere, di usare i cori, che non c'è.
E che tempo? Gli ciclisti invece erano riusciti a fare quel genere lì, hai capito? Di fare quel genere vicino a Queensrÿche, per dire Fitzburning, quella roba lì, che però poi ne ha creato dei problemi fra di loro e poi si sono sciolti e sono ritornato il primo cantante, però non avendo più, non perché io fossi chissà perché, ma però non avendo più qualcuno che li indirizzasse, che li portasse a fare i concerti, perché con loro abbiamo fatto concerti a Milano, Napoli, Piacenza, Firenze, abbiamo suonato un po' dappertutto e ci siamo confrontati. A Livorno, per esempio, piccolo esempio, a Livorno abbiamo suonato al Topsy, che a quel tempo era un club, cosa. Abbiamo suonato al Topsy, che là c'è la base americana vicino, c'erano gli americani, capito, che alla fine erano entusiasti, offrivano da bere ai componenti. I componenti alla fine arrivano indietro, gli erano imbriachi, completamente imbriachi, completi dal gruppo. Da forza da quanto che offriva bene. C'erano state 150-200 persone, un centinaio di americani diventavano amanti. Proprio ho fatto un concerto favoloso. Quello avrei più. I Wizard invece penalizzati dal fatto di essere di Napoli, capito? Il problema di Wizard, adesso per esempio hanno fatto un secondo album che si chiamano adesso Still, che secondo me è molto buono, molto bello, però fanno dei concerti. Se tu non li paghi sta gente, come fa da Napoli venire a suonare a Milano, venire a suonare per 100 euro? Mica basta neanche arrivare a Roma con benzina. Cioè il problema è che vivono in un ambiente, capito? Diciamo così, in cui sono molto penalizzati, però è anche lì, per esempio, gli ciclisti avevano anche un certo look, questi qua per esempio sono bravissimi, hanno un look, già a quel tempo non avevano look. Però per esempio hanno un chitarrista che secondo me è il miglior chitarrista italiano attualmente, una bomba, un ragazzo di 35 anni, che è una bomba. Ecco, quelli sono i due gruppi in cui ho rimpianto, insomma. Ok, tu Renato? Ma io dei gruppi specifici non ho una lista di preferenze, però bisogna, lo scriviamo anche nel libro. È vero comunque che tutto il metal italiano di quegli anni, purtroppo, dico purtroppo, è sempre stato un po' derivativo, nel senso che purtroppo si avvicinava ai modelli esteri. Mentre l'ondata del progressive italiano negli anni 70 era molto innovativo, praticamente era degno di stare al confronto con quello inglese, dei Genesis, degli Yes, eccetera, il metal italiano, diciamo, pur valente e con ottimi strumentisti, ha scontato un pochino questa esterofilia. Il problema della lingua non aiutava, purtroppo, perché l'inglese, solo adesso forse ci sono a quel tempo l'inglese era difficile, non c'erano, la pronuncia all'estero c'erano ottimi strumentisti che venivano praticamente penalizzati sulla pronuncia. Ecco, quello che purtroppo ha penalizzato molto, parlo degli anni 80 soprattutto, con gli anni 80 e primi 90, è stata questa eccessiva dipendenza da modelli esteri. Per cui, e anche, sia dipendenza e anche della prodotti dal punto di vista musicale, dal punto di vista della qualità sonora, inferiori alle produzioni che erano americane e inglesi. Arrivavano delle produzioni inglesi degli anni 80 o americane con delle registrazioni che ti mettevi sullo stereo e ti buttavano giù da casa dei suoni. Quelli degli italiani, pur valenti, a volte sembravano scatolati, purtroppo. E quello vuol dire molto, perché il culto del bel suono, adesso un po', non so quanta gente ormai ascolta ancora la musica wifi, cioè non wifi, hi-fi, in maniera seria. Qualcuno lo so, tu lo ascolti. Ma adesso non c'è più il culto di ascoltare la musica bene, c'è il culto con le cuffiette, MP3 che sono distorsive al massimo. Ma a quel tempo il suono era importante, era veramente un elemento importante della musica. Purtroppo i gruppi italiani in quel periodo non sempre sono stati un po' penalizzati dall'esterofilia, un po' anche dalla difficile possibilità di produrre suoni meritevoli. Tra l'altro, piccolo inciso, i migliori cantanti, e l'abbiamo anche scritto sul libro, i migliori cantanti sono della vecchia generazione. I migliori cantanti sia dal punto di vista tecnico che di pronuncia, per esempio Elio Maugeri degli Electra Drive. Chi ha visto il concerto di Electra Drive, ha visto un concerto perfetto, io ho fatto la registrazione del mixer, è un album dal vivo, a tutti gli effetti non c'è un errore, ma la pronuncia inglese è perfetta, hai capito? Cioè, addirittura Kerrang gli ha dato 5 stelle, pensavano che fosse inglese, hai capito? Cioè, la pronuncia. Poi Morbi di Sabotage, una bella pronuncia, Morbi può fare tutto, può fare la OR come può fare, anche se è più portato per lei. E dopo
il cantante dei Danger Zone, che prima era degli Spitfire, hai capito? Come si chiama? Gigantelli. Gigantelli, ecco una voce, ecco la sua non è una voce potente come quella di Morbi o melodica come quella, però è una voce particolare che si riconosce subito, hai capito? Ecco, però fanno parte dei gruppi vecchi, hai capito? Le cose uscite recentemente, a parte qualche gruppo, che adesso le produzioni sono migliorate naturalmente, però sono sempre quelli nuovi gruppi, cioè i gruppi vecchi che sono usciti con nuovi album, tipo i Revenge, l'album che è uscito 2 o 3 anni fa è fantastico, capito? Cioè l'esperienza, la capacità, la voglia, non so cosa vuol dire, quel tratto proprio caratteristico che avevano negli anni 80 si è mantenuto, secondo me sono ancora i migliori gruppi. Ripeto, io non seguo moltissimo l'heavy metal italiano del trash, dell'epic, seguo molto più il lato più melodico, capito? In Italia non è che ci sia molto, e anche i gruppi epic metal, capito? Copia Stratovarius e copia gli altri gruppi là, però non è che ci sia, oppure fanno la musica come quelli di Trieste che sono i Rhapsody. ecco, i Rhapsody hanno fatto qualcosa perché ha avuto l'idea di accomunare, capito? Sono bravi strumentisti, di accomunare la musica, diciamo l'Hollywood, la musica Hollywood con, poi hanno avuto una produzione tedesca, una produzione da parte, anche lì vuol dire molto la produzione, il tecnico, in studio, anche quei tempi bisogna dire che le demo che hanno prodotto, anche i dischi, purtroppo, anche se gli studi erano buoni ma il tecnico non sapeva le sonorità, adesso per esempio ti senti, a me piace molto per esempio, mania mia, il suono del rullante, quando il suono del rullante la batteria del tosto, per me la batteria è a posto, che altro mentre gli altri suoni del rullante che sembravano sbattere delle pignate, capito? Cioè veramente, perché il tecnico, ma se il tecnico è in gamba e sa fare, per esempio gli studi Rexon di Milano che sono stati, hanno studi all'avanguardia, ma se il tecnico non sa le sonorità, cioè, te puoi avere tu gli studi all'avanguardia finché vuoi, capito? Invece in Inghilterra, perché anche in Inghilterra i prodotti della Ebony non erano che siano sto granché, hai capito? Perché avevano in quel caso avevano degli studi che erano miserabili, capito? Il primo disco dei Venom, ve lo ricordate? È registrato da Cani, capito? Veramente. Poi sono migliorati, però avere dei tecnici che se ne intendono, avere degli studi, adesso ripeto, anche gli italiani, capito, riescono ad avere, siccome viene fatto tutto in maniera computerizzata, riescono ad avere degli ottimi risultati. Infatti ci sono molti strumentisti italiani che suonano, per esempio i Tigers e Ponteng hanno due musicisti italiani, il cantante addirittura e il chitarrista, quindi vuol dire che non c'è più quella demonizzazione verso l'italiano che c'era tempo fa. Se uno è bravo, però per esempio Jacopo Meil dei Tigers e Ponteng parla inglese da quando aveva 6 anni, cioè ragazzi, per esempio il chitarrista dei Dark Lord, hai capito? Alex De Masi parlava inglese perfettamente, non è che uno va in Inghilterra, va in America, va excuse me, can I cioè, parlava perfettamente quando ha fatto supporto ai Saxon qua, con il tour di Innocence is no excuse, e parlava perfettamente con Biff, ero là vicino, parlava in una maniera, quindi bisogna anche darsi da fare, hai capito? Cioè gente che ha studiato inglese, gente che sapeva suonare ma che ha studiato, non è che puoi andare in Inghilterra, puoi andare negli Stati Uniti, importi così, cioè bisogna anche essere, come si suol dire, ginger e adattarsi a quelle che sono le cose importanti, la lingua e le caratteristiche tecniche di quello che vogliono negli altri stati, insomma. Volevo solo aggiungere una chiusa a proposito della fanzine. Ecco, io nel libro c'è scritto, oltre praticamente a partecipare alla fanzine, io ho scritto anche per dei giornali praticamente a livello nazionale, Metal Shocker, ho fatto una piccola parte, un paio d'anni di questo tipo di esperienza, però devo dire che ho fatto un'esperienza non dico professionale perché praticamente era puro volontariato, però sicuramente con la carta stampata a livello nazionale. Però l'esperienza con la fanzine, quella più artigianale, più amatoriale, è stata comunque più appagante, devo dirlo, perché lì veramente c'era l'anima, vedere anche
creare dal nulla qualcosa che poi veniva apprezzato è stato più appagante di vedere la propria firma sulle edicole che ne viene fuori. Questo vuol dire molto, che certe volte non è tanto la diffusione che può riempire praticamente la passione, ma anche le piccole cose, se sono artigianali e sono fatte con passione, oserei dire con amore, possono dare veramente molte soddisfazioni. L'ultima, 30 secondi, piccolo aneddoto ancora, perché gli aneddoti sono quelli che fanno capire meglio la situazione. Nell'84, nel giugno, abbiamo organizzato un concerto al Teatro Arcella a Padova, in cui c'erano gli Swords, poi c'erano i Dark Lord e gli Steel Crown. I Dark Lord erano famosissimi anche nella zona di Chioggia, eccetera. Il mese dopo io sono andato alla Sottomarina in vacanza con la famiglia. Beh, alla sera, non scherzo, alla sera, c'ho dei testimoni, alla sera c'erano 30-40 persone che mi aspettavano fuori per avere l'autografo, per andare insieme, per offrire la birra, eccetera. Una soddisfazione immensa questa. Cioè. Non erano il 500 e 1000, eccetera, però vedere la gente che aveva riconosciuto, aveva capito le difficoltà, i problemi, eccetera. Ragazzi, insomma, io non dico che potevo essere loro padre, però insomma c'era una certa differenza, molta soddisfazione, è stato bello da quel punto di vista, roba che adesso non neanche, adesso hai dovuto, hai capito, vai là, te ne vai di concerto, neanche ti pensi l'autografo che altre robe, ne frega me, tanto trovi tutto su internet, trovi tutto, ti puoi comprare anche l'autografo fra poco. No, già adesso. Già adesso compri i CD già autografati da qualcun altro. Grazie a tutti per essere venuti qui e buona serata. Potete chiedere ai fratelli Ferro se vi autografano la vostra copia di Fireball. Tanti hanno già letto il libro, ho ricevuto dei bei complimenti, sono molto lusingato. Grazie veramente di cuore a tutti. Vi salutiamo. Buona serata a voi.